Benvenuti a un'altra puntata per imparare la lingua sarda. Questa volta si chiama a fare di aggettivo, cioè in particolare questa volta vediamo di aggettivo composto. Questa paracoletta che narrate sono questi aggettivi che andano a qualificare una persona, una cosa, un animale, ma che ne ponendo parisi, attaccando a vero un aggettivo con un sostantivo con un aggettivo. Quando ad esempio questo esempio si comprende bene per vedere che poi meda sono cose simpatiche di intendere che entrano poi a fare parte di questo che è sul linguaggio, sul modo di vedere di cada dia. E tanto andiamo a conoscere questo aggettivo composto. Basta tornare a regola è un sostantivo che si lega da parisi a un aggettivo e questi due qualificandosi parisi andano a qualificare la cosa a cui hanno riferimento. Cominciamo da questo aggettivo composto che andano a qualificare, a narrare una qualità di una parte del suo corpo nostro. Poi sicuramente abbiamo a dedicare un bello spazio per usare a comprendere tutti i numeri di questa parte del suo corpo nostro, però come voi imparo qualche curiosità per mutire questa parte del suo corpo nostro e per la qualificare in qualche modo. Tanto, questo è un aggettivo che ha riferimento a sa frente e si narra ventri, manno, este, tutto attaccato ed è formato da un nome ventre, pruso l'aggettivo manno. Manno è un aggettivo che abbiamo usato da volta quando abbiamo cominciato a conoscere l'aggettivo e sono sicura che volete esaminare. Bracci lungo, sostantivo este, un nome este braccio, pruso l'aggettivo lungo. Conchi manno, conca, pruso l'aggettivo manno. Torna un altro aggettivo che ha riferimento a sammazza, però come invece di narrare, come abbiamo prima, ventri, la mettiamo proprio mazzi, in particolare in questa versione, in questa variante, che la vedete se per iscritta, abbiamo matti calado ed este su nome matta, pruso l'aggettivo calada. Murri bianco, su murro este custo e su bianco este un colore. Vedete se dice che per sa B raddoppia di no che murri bianco, li ponimmo su una B in pruso, caso due su un sostantivo, su un nome esiste ligato parisi con questo aggettivo e sa B diventa raddoppia. Murri bianco. Ocri gattino. Sosocro commente sorde sorgatto. Ocri, quindi ocro, pruso gattino, che ha riferimento a questo animale, a suo gatto. Piligano, piligano è un spilo bianco, pilu, pruso, cano. Barrimanno, sa barra este costa, l'aggettivo manno lo conosciamo a meta. Ad esempio, notavo che tutto questo aggettivo, quando andano a si unire, a si legare con dono, quando i numeri andano a si legare con questo aggettivo, perdono l'ultima lettera, l'ultima vocale che solitamente este su singolare, che renare che tiene una U, la perdere e si pone una I. Bollamento come ammorbido può narrare barri manno che rede narrare chi prima I di barra a perdi questa A e l'abbiamo sposto una I poi si legare a l'aggettivo che viene di dopo. Meda de gustos adjetivos amornau che sono riferiti a queste parti del suo corpo, in realtà si possono usare per in questo che in italiano si muti di senso figurato. E te che narre questo, che quando deo uso questo aggettivo che anda a scontare come, lo posso usare per definire non qualità fisica di una persona, magari ha riferimento al suo fisico, ma in realtà
puntate, cioè vedendo di una qualità sua che tiene di fare questo carattere, questo modo di agire, queste abitudini, se loro vediamo che sono curiosi davvero. E vediamo sul primo, gari cotto, este su nome cara, pruso, s'aggettivo cotto. E questo è quando si usa da quando che uno tiene sa pazza cartone, no? Che narrare che uno è il fronte meta e si narra da caricotto. Corimmanno invece è una persona generosa. Coro, vedete se dicono che pure ha perdio sa o, l'abbiamo sposto sa i a coro, corimmanno, che è ligato a s'aggettivo manno. E l'unamo per una persona che è generosa a meta. Fazzi manna, il frontao si mette da su prima che mornau, fazza prur manno. Fazzi torto, samatessi cosa, però in pruso lo possiamo usare per quando una persona è un poco farsa, quando è un poco doppia. L'imbilongo, questo si comprende, divorzisi ed este su numene limba, pruso su aggettivo longo, longa di essere, no, limbi longo e che renare quando uno è un vai da ore, quando vai da per troppo. O di punto, questo è davvero bello che renare letteralmente che renare chi tiene soccro punto, come che sia da soccro guasto, però le schede quando si usa da quando uno è portato a separare sempre questa cosa bella, se si narra da quando uno separa da questa cosa bella e de valore, chi la conosce diretto che sono de valore, li narrano chi tiene soccro punto o punto. A questo elenco di aggettivi composti che hanno morbido per il commo possiamo aggiungere due aggettivi composti che invece si usano per qualificare una persona o un uomo che è appena a tu sarba e si può denarre in due modi, è una curiosità bollanaro ed è barbi rasu e barbi vattu. Rasu che è che la tenete rasa e barbifatto che la tenete atta. Questa è di una curiosità che credo sempre che usare termini in pruso, numeri in pruso e su vai dare de cada dia. Vosapo zainau sa regola che è questa generale che quando andano a siligare perdere sul sostantivo l'ultima vocale e a supposto di questa vocale che può essere a, u, o, li ponimmo una i, questo ammentate bolu sempre. Galo devimmo ammentare che come bosaponao questo aggettivo sono gai intrauso in un modo nostro deve dare de cada die che benini de suferdare de gente può qualificare una cosa e questo su un corso che mi sono ben con cammini ma non è che non mi possano nascere de nuovo casa regola è solo di aggiungere a uno sostantivo a un numero uno aggettivo che come che dite se lo potete sapere comporre come che dite se essere peri curioso in questo ligare numeri e aggettivo può serrare questa puntata in cui abbiamo imparato tutte queste curiosità di un modo di narrare di cada dia, però a suo stesso tempo abbiamo studiato a mente bolo questo pure che parte della grammatica sarda, abbiamo separato un dizio che in cui studio si usa da me e questo dizio, ve lo spiego prima che serrammo questa puntata andelo, che era da narrare questo che in italiano si narra da la mela non cade mai lontana dall'albero e il sardo su zambene non è stabba e narra da cui figlio e gatto soriche tenete. Con questo dizio e con questo sconto che possiamo contare per il commo spero che non si chiedesi per la prossima puntata per imparare la lingua sarda.